serie di lavori pubblici dovuta anche alla mole dei lavori pubblici che l'amministrazione ha messo in campo, e dovuta al fatto che, appunto, come dicevo, non è più possibile portare a residui gli impegni della parte capitale come succedeva, ma perché questo possa avvenire le opere devono essere non solo affidate ma anche realizzate. È per questo che, diciamo, una parte di queste opere sono confluite nell'avanzo vincolato per questi investimenti. Poi se avete delle domande. Per chiarirci, 900.000 euro sono tutti i soldi di opere che sono da parte che sono state riportate poi a competenza in quest'anno. Quindi l'avanzo dell'amministrazione effettivo. Allora, noi abbiamo un avanzo dell'amministrazione effettivo che diciamo, la parte disponibile è 640.000 euro e la parte destinata agli investimenti è 446, mentre il fondo pluriennale vincolato per le spese in conto capitale, che è quello che vi dicevo, è 747.000 euro. Sì, ma delle spese correnti, l'avanzo dell'amministrazione, quanto è? L'avanzo delle spese correnti è l'avanzo da competenza e è come avanzo 642.000 euro di spese non vincolate. Però di queste, come dicevo, non vengono tutte dalla competenza 2016, ma vengono dall'attività di riaccertamento dei residui che sono stati cancellati in base alle nuove norme contabili. Diciamo, come si dice, l'avanzo di competenza, cioè quello che viene direttamente dal 2016, è evidenziato nella relazione illustrativa della giunta ed è pari, ve lo dico subito, ecco, la gestione di competenza prevede un avanzo di 391.000 euro comprensivo di spese in conto corrente e spese in conto capitale. E di questi 391.000, 166.000 euro vengono dagli accantonamenti che per legge non possono essere impegnati. Quindi noi abbiamo il fondo di redditività che deve essere previsto in bilancio e non può essere impegnato, quindi va obbligatoriamente a far parte del risultato dell'amministrazione, che è proprio al fine di garantire gli equilibri. Praticamente la norma ci impone di prevedere un bilancio che già sappiamo che andrà in avanzo per una quota pari al fondo per le redditività. I residui attivi sono stati riportati dal 1997. Questo è l'elenco di residui attivi. Ce ne sono alcuni anche molto vecchi, c'è tutto un elenco di residui. Non da quell'anno, poi si passa dal 2007, 2008, sono confluiti negli attuali residui attivi anche tutti questi residui che ci si portano dietro. Non tutti, quelli che hanno le caratteristiche di esigibilità, quindi quelli che il comune può esigere. Comunque, se viene rinnovato il decreto Renzi sulle scuole, possono essere utilizzati Questi soldi possono essere utilizzati in linea con la normativa relativa al pareggio di bilancio e se, come sembra, gli interventi di edilizia scolastica, soprattutto per la sicurezza sismica, non venissero considerati esclusi dal computo delle spese ai fini del pareggio di bilancio, questo avanzo della pensione potrebbe essere utilizzato a questo scopo. Siccome quest'anno abbiamo completato l'iter riguardo a quella che è la questione sismica di tutte le scuole, mentre prima non c'era, quindi con prelievi fatti da ingegneri scagliati eccetera, abbiamo il computo per poterci arrivare. Quest'anno non l'hanno fatto a tempo perché ancora non era completato. Il prossimo anno, se questi ci sono, possono essere pagate queste spese per queste cose e quindi praticamente dovremmo essere a posto. Se ci sono altre domande si mette in approvazione. No, domande, ci sono altre domande? Sulla dichiarazione di voto sul rendiconto noi ci asteniamo, tenuto conto
lucro illegittimo. Altre Anche io mi astengo per una ragione molto semplice, che praticamente è impossibile poter fare le ricognizioni per verificare, diciamo, che la comunità delle spese e la legittimità delle spese. Sarebbe il passaggio più comune. Quindi io non voto contro, però mi astengo. Chi approva? Chi si astiene? Si fa in maniera esecutiva. Si vota per immediata esecutività della delibera. Chi approva? Tutti all'unanimità. Le variazioni di bilancio, anche queste le passa da ragioniere, sono le variazioni che si fanno nei norma da un capitolo a un altro, sempre per il discorso del completamento secondo le esigenze durante l'anno per gli uffici o per dei lavori che intervengono rispetto a quello che potevano essere le valutazioni precedenti. Comunque, ragioniere. La prima non è una ratifica ma è una comunicazione, in quanto sempre con i nuovi principi contabili è previsto che vi sia Parlavo del numero 3. Sì, da giunta comunale numero 28. Questa è una variazione perché diciamo, la nuova normativa rimette alla competenza della giunta alcuni tipi di variazioni, tra i quali le variazioni all'interno della stessa missione. Questa è appunto una variazione con la quale si varia una distribuzione di fondi per la realizzazione della scuola dell'alta scuola di pelletteria, perché noi avevamo previsto in bilancio 80.000 euro di contributo per fare questa associazione, invece abbiamo poi appurato che l'iter corretto da seguire era quello di realizzare noi la struttura della scuola, quindi acquistare macchinari e mettere a disposizione della scuola gli immobili per poi trovare un soggetto gestore della scuola stessa. Quindi abbiamo cambiato quello che un tempo erano gli interventi del finanziamento, li abbiamo spostati da contributi ad acquisto macchinari per 30.000 euro e acquisto di beni immobili per 6.000 euro. Quindi, e questa è la comunicazione, e di questa deve essere fatta comunicazione al Consiglio Comunale, che però non è soggetto a ratifica o votazione, è proprio una comunicazione. Facciamo il quarto, se non è soggetto a votazione. No, è una comunicazione. Passa al quarto punto, di nuovo c'è una ratifica della lezione di bilancio. Il quarto punto? Questo sono soggette a votazione. Ratifica, questa è proprio la ratifica, queste sono variazioni di bilancio in quanto modificano il pareggio di bilancio verso l'entità del bilancio stesso. Questa è la variazione di giunta numero 32 assunta in data 27/4/2017 e con questa variazione si effettuano le seguenti modifiche al bilancio. L'amministrazione ha rilevato la necessità di acquistare macchinari per la gestione del verde per una spesa prevista di 10.000 euro. Cioè, noi non avevamo assolutamente nessun tipo di attrezzatura, né tagliaerba, tosaerba, non avevamo trattorini, non avevamo nulla e per poter gestire il verde siamo stati costretti a prevedere in bilancio questa spesa. Poi è stata prevista un intervento di incremento della riqualificazione della pubblica illuminazione per 55.000 euro perché non era stato ritenuto perché sono stati attivati nuovi tratti di pubblica illuminazione. Poi abbiamo incrementato per 10.000 euro i capitoli relativi alla manutenzione del verde dei parchi e dei giardini e si è deciso di utilizzare, di finanziare queste spese con un intervento in conto capitale che noi avevamo previsto, cioè con l'acquisto di un bene immobile che era finanziato però con entrate correnti perché era finanziato con il recupero dell'evasione ICI derivante dalla transazione con l'ENEL. Questo non vi sono, ma poi sono state previste anche altre 6.000 euro di contributi
Santo Patrono per la selezione che comprendeva più voci. Se comprendeva più voci, sì. Comunque sono tutte analiticamente illustrate nel corso della Liga da ratificare, quindi penso erano 6.000 euro, esatto, sì. Sì. Allora, in diminuzione va la spesa che era prevista per l'acquisto di cosa? Di beni immobili, di un bene immobile. E qual era questo bene immobile? Era un bene immobile, era messo nel capitolo di bilancio acquisto beni immobili, non era stato come è nei vari capitoli di bilancio. Qualche numero in vendita no? Chissà, se trovi un bene immobile del comune che si c'è un paio che parecchio che dovete vedere. La casa Galletti è la casa più boffa, anzi l'origine non era boffa, quella più di casa del corso, era di come si chiamava, Magini. Era poco. Sì, ma lui l'aveva presa davanti. Ci sono anche delle piccole particelle che sono attaccate alle abitazioni certe pratiche sono state date e demandate solo all'ufficio urbanistica e all'ufficio patrimonio. Cioè qualcuno che l'ha chiesto dove l'aggiunge e noi abbiamo già dato disposizione di fare la pratica di poter recedere perché sono delle piccole particelle che abbiamo dedicato anche però per strumento urbanistico ancora non ci si riesce, per esempio lo stesso Baccani del comune, siccome ha aumentato tutta quella volumetria, cioè circa tot comune c'era un'azienda di zona, lui dice che la zona che è limitrofa, che è del comune, anche lì bisognerà fare una variante addirittura però al piano strutturale, perché siccome era considerata area verde, che poi era verde, serve un poco lì di farla ma ci sono anche altri soggetti l'utilizzazione era considerata area almeno così mi dicono gli strumenti urbanistici. Poi ci sono anche altri soggetti, ora mi viene in mente giù quello che ha comprato il mulino che è di Chieri. Quindi sono altri soggetti che comunque hanno fatto le richieste, abbiamo dato già mandato il potere di mettere il veto. Chi approva? Chi si astiene? Si astiene. Immediata esecutività, anche questa. L'altra variazione che cos'è? L'altra variazione è la variazione presa nel giunto numero 50 del 1° di giugno di quest'anno e con la quale elenco gli interventi che vengono previsti in bilancio. 70.000 euro per l'installazione di una centralina per il rilevamento della qualità dell'aria, 50.000 per l'acquisto e 20.000 per la gestione, perché l'amministrazione intende monitorare costantemente e in maniera del tutto autonoma la qualità dell'aria del periodo. Non è tutto autonomo. È autonoma nel senso? È autonoma nel senso che la compriamo noi e verrà gestita da una società che è esperta su questa cosa. Ma non è autonoma la gestione, nel senso che noi abbiamo avuto un rapporto con il Ministero dello Sviluppo Economico, come si è capito in precedenza, e chi elaborerà i dati sono loro. Quindi con il Ingegneria Rizzese, con Dell'Orso e con la Panei, che sono due esperti riguardo la qualità dell'aria, perché la direzione PISA è proprio la direzione Ministero dello Sviluppo Economico, la direzione in cui c'è la geotermia, cioè a livello nazionale. Il motivo per cui abbiamo messo questa centralina, abbiamo detto, non è perché manca la fiducia nei confronti dell'ARPAT o di ALS. Da un punto di vista però dell'opinione pubblica questa fiducia certamente è venuta un po' meno, no? Quindi credo che siamo fare una valutazione come detta per un organo superiore che è il MISE, se ci conforta con gli stessi dati che porta a pagarsi, credo che sia necessario nei confronti della popolazione. Quindi credo che la spesa ne valga la candela per assicurare sulla qualità della vita della nostra gente, quindi spendere 70.000 euro per monitorare tutto quello che sono le emissioni, perché oggi che cosa succede? I dati vengono dati dall'ENI, esaminati dall'ARS e dall'ARPAT.
Questa volta i dati li prendiamo noi e vengono esaminati dal MISE, quindi la cosa non ha due passaggi, cioè Enel comunica i dati all'ARSE e loro li esaminano, no? Noi facciamo una cosa diversa, attraverso la centralina questa società manda i dati al MISE e il MISE li esamina e ci comporta su quello che è. No, le centraline là. Allora, tra parentesi, questa centralina è una centralina di ultima generazione che verrà mossa in continuazione secondo quelle che sono le richieste e le esigenze. Quindi per esempio una volta verrà messa la rocca, un'altra volta verrà messa da un'altra parte, quindi sarà monitorato più posti del paese, più zone, in maniera tale da avere una cognizione completa di quelle che possono essere le emissioni. E verranno messi anche dei valori che l'ARPA e l'ARSA non esaminano, vero Franco? Mi sembra ci siano in più dei valori. Quali sono i valori delle? Dell'arsenico che non sono sicuri se riescono con tampone. Alcuni valori che ci sono stati. La Commissione Geotermia ha esaminato questo, Nicolandi da questo punto di vista bisogna dargli atto che è un esperto anche per il lavoro che fa su queste cose qui. E alla centralina ne abbiamo concordato attraverso la Commissione Geotermia, hanno fatto quei incontri, sono venuti anche a vederla a Bologna, se non sbaglio, no? Sono andati a Bologna anche a esaminare e abbiamo ritenuto sul consiglio proprio del MISE di prendere questa centralina. Noi abbiamo anche rapporti con loro, abbiamo chiesto se questa centralina era compatibile, ci hanno detto che questa era la migliore sul mercato per fare una verifica di questo. La mia obiezione era i dati dell'ARSA e dell'ARPA, siccome ci sono stati posizionati qui a Castellinaria per lungo tempo delle centraline, mi risultava che queste centraline fossero dell'ARPA, non che fossero a servizio dell'ENI. No, l'ENI dà dati, l'ARPA e l'ARSA li esamina. So dell'ARPA e dell'ARSA di centraline, non so dell'ENI, non ho detto che so dell'ENI. Non ho detto che so dell'ENI, ho detto diversamente. Esamina i dati. La proprietà è dell'ARPA e dell'ARSA. Mercurio compreso? Mercurio compreso per recuperare? Sì. Poi, oltre a questi 70.000 euro si prevede uno stanziamento di 50.000 euro per opere di riqualificazione urbana che prevedono il restauro e la riqualificazione e il completamento della fontana di Giardini Nasini. Poi altri interventi per complessivi 50.000 euro per la gestione dei parchi, del verde e del taglio dell'erba. Poi 50.000 euro per la realizzazione di una serie per il progetto, relativo alle manifestazioni estive. Per 12.000 euro per un incarico a una società specializzata per l'assistenza e la formazione in materia di anticorruzione, perché con l'approvazione dei nuovi decreti relativi all'affidamento dei contratti eccetera, non so che con la sempre maggiore sensibilizzazione in materia di anticorruzione abbiamo ritenuto necessario e opportuno provvedere anche a partire dal basso e quindi provvedere a una formazione efficace e capillare dei dipendenti in materia di anticorruzione, perché l'anticorruzione non è solamente la prevenzione del fatto doloso, ma diciamo così, anche da errori possono nascere problemi per in materia di affidamento eccetera, e quindi eravamo distratti e quindi abbiamo deciso di investire questa somma proprio sulla formazione dei dipendenti in questa materia. Poi abbiamo deciso di incrementare il fondo per gli interventi sociali di circa 40.000 euro, perché purtroppo la domanda è sempre più pressante, la domanda cresce e quindi l'amministrazione si è dimostrata negli anni scorsi sensibile a questa problematica e quest'anno ha incrementato, era già 50.000 euro, ne sono stati aggiunti altri 40.000. Poi abbiamo previsto un
per prorogare il servizio di apertura della rocca Dobrandesca e del noleggio delle e-bike, delle bici elettriche, perché anche questo ha avuto un buon successo e si ritiene possa essere anche di stimolo per una mobilità, diciamo così, più sostenibile. Poi abbiamo investito, si è stanziato 25.000 euro per la manutenzione straordinaria della scogliera di Fonte Natali, perché abbiamo dovuto affidare a una ditta specializzata la manutenzione di quella... Quanto? 25.000 euro. Ma perché non è un intervento di manutenzione normale, ma è un intervento che deve essere effettuato da degli specialisti, dei conciatori, e che quindi naturalmente ha un costo molto più elevato per la normale manutenzione. E tutto questo è stato finanziato anche in questo caso con la diminuzione del capitolo di spesa previsto per l'acquisto dei beni mobili, che era di 550.000 euro e che si sta erodendo in questo senso. Il fatto che non compriamo punte per i beni mobili è altamente positivo, però il discostamento da 550.000 euro rispetto alla valutazione di bilancio sinceramente non è sia stravolge il bilancio, considerato l'entità del nostro. Io so. Però voglio essere vedere. Chiamiamo questa partita. Il fondo che andava a finanziare l'acquisto di beni immobili era una parte dell'introito venuto a seguito della contestazione comune per quanto riguardava l'ICI e l'IMU degli anni pregressi. La finalizzazione all'acquisto di immobili nasce dalla volontà dell'amministrazione di intraprendere una trattativa per l'acquisto effettivo di immobile del convento, dell'ex convento dei frati e dell'ex istituto per gli uomini. È in corso la trattativa con l'ordine dei carmelitani per arrivare all'acquisizione. C'è da dire che c'è stato con la legge Monti nel 2013 un blocco di acquisto da parte degli immobili da parte delle amministrazioni locali. Questo blocco dal 2014 in poi si è ammorbidito, richiedendo la dimostrazione della esigibilità e tutta una serie di cose. E obiettivamente per un immobile in quel modo era un po' difficoltoso. Una sentenza della Corte dei Conti ha poi considerato il fatto che gli immobili acquistati con fondi derivanti da diverse provenienze rispetto ai fondi propri di bilancio consentiva l'acquisto. Ulteriormente, con il decreto di conversione al decreto correttivo del codice degli appalti è stata introdotta una specifica dove dice che l'acquisto di beni immobili è fuori da questo vincolo purché derivino da finanziamenti dello Stato, dell'Unione Europea e da altre fonti. Abbiamo fatto un'operazione di rimodulazione noi dei fondi provenienti dal COSMIC, dal Consorzio Geotermico, finalizzati ad opere previste negli anni con erogazioni prima del 2010 del tipo era previsto un finanziamento di 300.000 euro per
la realizzazione dei loculi. Questi non sono stati realizzati, ma è stato messo in campo un progetto, un'iniziativa di realizzazione di questi loculi attraverso il project financing che va in appalto ora. Quindi questa risorsa è stata liberata, è stata inserita è stato chiesto alla COSBI il cambiamento, la rimodulazione per l'acquisto di beni immobili. Un'altra operazione di questo genere è stata fatta per quanto riguardava un residuo di sempre finanziamenti COSBI non speso per altre iniziative, è stata trasferita per acquisto di immobili. Questo consente di liberare la risorsa di bilancio finalizzata all'acquisto di immobili, perché è garantita comunque da finanziamenti di altra natura. Ecco perché questa localizzazione provvisoria, questo accantonamento di beni immobili si va mano a mano consumando, perché è garantito da un'altra fonte di finanziamento. Non so se mi sono capito. Complesso, diciamo che Anche perché va nel caso dell'amministrazione. questo si è parlato di una trattativa per l'acquisto dell'ex geometri e questo acquisto A che è finalizzato? a che è finalizzato e viene finanziato eventualmente con di cose. Allora, è finalizzato. Infatti abbiamo ottenuto l'autorizzazione da parte dei COSBI a seguito della rimodulazione, quindi dell'accettazione di questo trasferimento di finanziamento, e a breve quindi ci sarà un'altra variazione di bilancio, perché dovremmo modificare l'entrata e l'uscita. Inoltre dovremmo inserire anche i progetti che vengono finanziati quest'anno con le compensazioni ambientali, quindi sarà oggetto di prossima variazione di bilancio. Allora, il motivo per cui siamo arrivati a divenire al discorso santuario della Madonna dei Carmelitani è che quell'immobile comunque stava diventando, avevano già messo i Carmelitani, avevano fatto l'adozione anche alla diocesi, ma la diocesi non è in grado di acquistare, eccetera. Ma il motivo principale è che, avendo esaminato le altre zone dal punto di vista di vincolo idrogeologico e di responsabilità, tutta la zona al di sotto del paese non è compatibile dal punto di vista di dissesto con quelli che possono essere un centro sportivo polivalente, cioè quindi il famoso palazzetto dello sport, eccetera. Purtroppo dai geologi e dallo strumento urbanistico non c'è nessuna, anche progetti fatti e realizzati non sono realizzabili perché sono in dissesto idrogeologico. Questo con molta chiarezza, quindi l'unica zona che ci consente di poter prendere degli spazi sono gli spazi affidati alla Madonna. Oltre che il convento c'è 1,5 ettari di terreno. Abbiamo contattato anche Ricci perché la zona lassù deve servire per deve diventare un centro polivalente. Non a caso una settimana fa siamo stati chiamati dal comandante dei vigili di Siena. La caserma dei vigili che abbiamo qui a Piancastagnari non è più a norma, anche risistemandola non diventa più a norma, non è più a norma, non è ancora a norma perché addirittura ci sono i tetti da pianto. I lavori vengono fatti ora, l'intervento viene fatto ora, è già stato affidato alla città, ma non è a norma secondo quelle che sono le norme di sicurezza. Deve essere recintata, non c'è una viabilità adeguata perché i mezzi possono spostarsi in maniera veloce, eccetera. E ci diceva che in questi casi purtroppo o noi ci si adegua o loro, come succede in altre parti, si trasferiscono in altre zone. Vanno praticamente in caserme che sono già questa cosa. Allora, siccome tanto per dirla con molta chiarezza, no? Questi ci hanno detto non è più un discorso d'affitto, tant'è che si è detto, ma se è un discorso di 25.000 euro che pagate l'affitto,
come comune facciamo in maniera di non darvelo, cioè non farvelo pagare, perché a noi interessa che comunque un presidio dei Vigili del Fuoco rimanga, come interessava che rimanesse il presidio dei Carabinieri a Maria San Salvatore, perché se si sfornisce il territorio poi alla fine rimaniamo senza tutto, no? Quindi l'accordo ha detto, facciamo una cosa, stabiliamo dove farla. Il primo passo è dove localizzare questa caserma. Quindi lassù, secondo le nostre intenzioni, fa diventare i terreni sud del santuario Madonna del Monte, compresi tanti terreni, nella zona che è boscata, ma boscata lo è relativamente, perché come avete visto hanno cominciato a ripiantumare ora, poi la zona è completamente dove sono i campi, dove è Ricce, eccetera. Abbiamo già fatto un incontro con il responsabile della sovrintendenza di Siena, l'architetto Casperoni. Abbiamo già fatto un rendering di quello che è la zona per metterci dentro quello che potrebbe essere il futuro palazzetto dello sport. I Vigili del Fuoco ci hanno già mandato loro il loro progetto di come lo vogliono realizzare anche loro in zona. Non è detto che non si debba pensare anche alla Misericordia, perché la Misericordia è in grossa difficoltà a tenerlo laggiù, quindi l'acquisto diventa praticamente importante per il comune di Piancastagnaio, sia dal punto di vista di immobili, perché anche lì mancano tutti. Qui abbiamo una carenza incredibile dal punto di vista anche della biblioteca, non è più nostra, e quindi da un momento all'altro abbiamo lo sfratto, quindi non abbiamo più nemmeno locali della biblioteca. L'archivio non è un archivio ormai che può essere lasciato in quelle condizioni, è pericoloso in tutto, è un archivio al di sotto del comune, anche per questioni di sicurezza va spostato. Moltissimi ci stanno chiedendo locali e non ce l'abbiamo, delle associazioni diverse eccetera. Il comune di Piancastagnaio non ha nessun immobile, quindi la ristrutturazione dell'ex geometri ragionieri e il conventino che comunque ora per esempio ci serve. Dobbiamo prendere il conventino in affitto perché i Vigili del Fuoco si trasferiscono e volevano un posto dove andare come caserma, quindi noi attraverso i carri militari abbiamo già chiesto in affitto quello quale per il tempo che la caserma dei Vigili diventa inagibile, quindi diventa un punto anche per la protezione civile e per tutto, quindi credo che sia un immobile. Il prezzo sembra siamo in trattativa, quindi non è che posso comunicarlo con la questione teologica, ma credo che siamo buono, ecco, per quello che cioè non è acquisibile da un privato, no? Non essendo acquisibile da un privato il prezzo logicamente chi è che si mette a comprare il conventino questo lo fa qui. Io credo che ci si possa trattare, insomma, rispetto a quello, al valore, quello che ci viene proposto è già parecchio più basso, ecco, rispetto al valore immobiliare di 5 metri quadri. La proposta a cui siamo già arrivati, speriamo di scendere ancora, è certamente inferiore rispetto al valore che ha dal punto di vista immobiliare. L'edificio dei geologi è risultato chiuso anche perché non risultava a norma. No, è norma, tutto sistemato. Perché c'era un problema addirittura sui solai, perché fu motivata la chiusura dei geologi, che naturalmente dispiaceva alla cittadinanza. Allora, per acquistare bisogna che ci siano tutte le legittimità. Allora, sono andate all'ufficio urbanista e hanno già sanato tutto, hanno fatto la sanatoria, hanno avuto il permesso della sovrintendenza, quindi sono in corso del rilascio dell'immobile, quindi è completamente, cioè non è agibile nel senso che va ristrutturato, però dal punto di vista del genio civile, dal punto di vista di... quando furono chiusi i geologi, questa la motivazione era che non era assolutamente a norma e c'era un problema sui solai addirittura. Assolutamente questo non risulta a noi dal punto di vista tecnico, anzi dal punto di vista tecnico, secondo i nostri uffici, quindi secondo l'ufficio della Prosoni, quello che era a norma era il geometri ragionieri, quello che non era a norma era il conventino, perché aveva... Il conventino si intende la parte... Si intende la parte proprio conventuale, il conventino, il convento. Quello che non era a norma era il convento, perché aveva quella parte sotterranea che secondo loro era abusiva e quindi hanno dovuto fare la sanatoria presso la sovrintendenza, quindi per il resto. E poi in certi casi ci deve lasciare per quello della Moncione e quello della Moncione, sì. Viene puntato Noi giù abbiamo uno di No, quello base è quello sì. alla
la partitura eccetera, perché tutti hanno fatto così anche in Vaticano, però sono della Dublino gli artigli, sia quello precedente che questo. Tutti e due a Dublino sono quelli che quando li portano giù dalle torri campanarie li restaurano, li mettono il torrente che funzionano perfettamente anche al di fuori. Quindi era detto un peccato lasciare queste condizioni, quindi dicevamo opportuno, si possono mettere delle scuole, si possono mettere da qualsiasi parte, poi un po' dello storico permane, quindi non abbiamo tanto lavoro. Noi abbiamo avuto una richiesta dell'ufficio tecnico per un incremento di 15.000 euro sul capitolo delle manifestazioni, delle manutenzioni straordinarie varie, cioè quegli interventi che singolarmente sono di scarsa rilevanza ma che via via accumulano spesa nel corso dell'anno. Poi abbiamo previsto 10.000 euro di finanziamento per la manutenzione straordinaria degli immobili situati in via Garibati, è la sede della Misericordia, e anche in questo caso finanziamo l'intervento diminuendo gli stanziamenti del famoso capitolo per l'acquisto di beni immobili per le motivazioni che abbiamo già precedentemente visto. Ora in questo caso personalmente sono favorevole, però dico questo, no? Ma che questo bilancio lo facciamo a fare? Se poi lo modifichiamo per metà più o meno, sommando la variazione di bilancio. No, io ho capito, non è che abbiamo modificato tutti i bilanci, abbiamo preso 550.000 euro che non ci hanno permesso di acquistare per quel capitolo lì, quindi è soltanto una variazione. No, ma non è che abbiamo stravolto. No, stavo parlando però di diversi capitoli. Manutenzione primaria, allora, tutti i comuni geotermici, ora se ne parlava ieri con i comuni geotermici, hanno questa problematica. I soldi che arrivano, non tu li spendi, con le spese correnti, e tornando e continuando, la nostra amministrazione e non li prendi più. Allora, tra metterli lì che non servono più, certo speriamo che facciano il decreto Renzi, e non mettere a posto l'orologio, e non comprare il tagliaerba, e non sistemare una fontana che ha speso 30.000 euro perché pensava, eccetera, eccetera. Io, ma non è colpa nostra, no? Dico, sarà bene sistemarci le cose, no? Se no arrivare in avanzo. Cioè abbiamo questo, chiamiamo tesoretto che stiamo utilizzando, che siamo a giugno, cioè, forse non ci sei, io non mi rendo conto nemmeno. Sono così cambiate le regole, che lo dicevo prima al maresciallo dei Carabinieri sulla caserma, è 3 anni che non abbiamo dato l'incarico per sistemare la caserma. La prima cosa che abbiamo fatto come atto amministrativo, abbiamo dato la ristrutturazione della caserma dei Carabinieri. Io dico, mi vergogno, ancora non siamo riusciti al completamento per dare i lavori della caserma. Per dare un lavoro oggi, se domattina tu decidi di affidare, cioè di fare l'appalto, una volta fatto il progetto esecutivo e tutto, se tu puoi appaltare questo progetto, passano una permessa di quanti giorni? Calcolato, ma tutto liscio sono 4 mesi. Cioè dal progetto esecutivo tu dici con la gara 4 mesi per dare il lavoro. Cioè quindi o tempo si fanno lo scopo, se no diventa è cambiato. Ma non è cambiato, cioè qui non è problema di cambiare, qui stiamo parlando di fatti, abbiamo deciso cose oppure che non lo stiamo facendo, tutto qui, e lo stiamo cambiando tutto per la strada. È legittimo, perché è previsto. Il problema della spesa, perché i bilanci ora non sono più di competenza, ma sono bilanci di cassa. Tanta cassa entra e tanta deve uscire. Ciò che ti rimane come differenza lo perdi perché non va in avanzo utilizzabile. Dell'avanzo utilizzabile che noi abbiamo cifre mi sembrano enormi, l'unico certo utilizzabile è quello che è vincolato, cioè quello che arriva da fondi con destinazione vincolata che possono essere contributi poi delle compensazioni ambientali, perché è quella la motivazione. Tutto ciò che entra invece senza destinazione o si spende o si perde. Per cui arriva a un certo punto che i capitoli che hanno un ingresso non vincolato vanno utilizzati per non perdere, perché non vale più il virtuoso che dice quest'anno ho speso poco, no, perché
non si utilizza. Quindi, cioè l'essere di cassa e non più di competenza, che apparentemente sembrerebbe una semplificazione, in realtà poi c'è una burocrazia che richiede 120 giorni dopo l'esecutività per assegnare un lavoro. Diventa una miscela esplosiva. Così è. Una miscela esplosiva. Cioè una miscela paralizzante, uno di quei gas che paralizzano i sistemi. E meno male devo dire che abbiamo dato un incarico e ci sono progetti. Ora finalmente siamo arrivati a 20 progetti e ci abbiamo i tempi 120 giorni. Perché da quando danno in campo i tempi sono stati anche lunghissimi, anche per quello io ricito la caserma che per esempio è un appartamento, sono 2 piani. Parliamoci onestamente. Le procedure sono anche uguali anche per una stalletta. se consideri che non è norma ripetitiva il fatto di avere un progetto approvato già costituisce l'impegno nel fondo vincolato, ma è solo transitoria ogni volta che viene approvata la legge di bilancio, anno per anno ti dice se già hai un progetto approvato e assunto l'impegno di spesa, il progetto esecutivo lo puoi trasferire nel fondo vincolato. Se non sei in queste condizioni perdi anche quell'opportunità. E questo il residuo non esiste. Giusto, però se uno nei bilanci si mette gli obiettivi precisi, bisogna Gli avere obiettivi sono precisi, ogni volta devi controllare i ragionieri, io comparto lo stato di casi che ci sono. non hanno previste cose che non sono previste. Ogni volta, basta lo sa, io vado su di quanti soldi vediamo nelle spese correnti, dico se c'è bisogno, compriamo 200 metri quadri di lastre di granito che poi le mettiamo lì e serviranno quel centro storico. Quante volte si dice questo? Il problema è fargli capire anche le forniture di magazzino non si riesce a pagare. Ai nostri dipendenti, sia Rossi dicono di comprare 50 toner, me ne compra una alla volta. No, Rossi, Marcello. Se dico c'è da comprare 10 guanti, te ne compro una alla volta. Il problema è sempre lì, devi avere una alla volta, no? Cioè, non restare alla gioventù, quando dipende diciamo gli impegni di questa variazione di bilancio di cui si va ad assumere per vedere cosa un discorso oppure non pronto. Domanda rifare l'elenco di tutti gli impegni, poi non è precisamente Ancora c'è da spostare per ci aspetta. no, ma sono d'accordo, non è che fare libera va bene, però insomma bisogna organizzarsi in modo diverso, non è utile approvare bilancio, approvare i conti correnti perché le due cose non dobbiamo seguire punto per punto oppure diventa così un'idea strana. Si diventa responsabili di qualche cosa che non si è. Comunque io mi auguro che anche il prossimo anno ci siano tante ratifiche di bilancio, perché il signore che ci sono soldi che potete fare questo se no in altra maniera non si spende, questo è. Ma mettici in previsione invece la ma non è che poi mette in previsione, se io mi accorgo che la fontana versa eccetera eccetera, non è che la vedo in previsione, la fontana la ripolla, il sistema e devo fare la variazione. Se laggiù la niccia non è un motivo soltanto di piena, perché c'è il pericolo dei massi, parliamoci onestamente, cioè ruggiatori che ci sono, non è perché ci sia la spina, è perché c'è il pericolo di caduta massi. Siccome c'è un disagio di massi, può darsi che c'è la verifica statica. senza delibera, se c'è il pericolo immediato, la delibera non serve neanche, dà l'autorizzazione a fare. Poi la miniera fa la Allora, quando siamo andati nei vigili, allora, così facciamo anche questa comunicazione se non è tardiva. Allora, via Roma, Frana via Roma, provincia, sono passati 3 mesi e mezzo da quando c'è stata la frana. Noi abbiamo fatto una variazione di bilancio anche di 50.000 euro per riaprire quella strada da su,
a doppio senso di circolazione, so che è difficoltosa, che d'inverno bisognerà metterci parecchio ghiaccio, che però comunque ha alleviato il problema. Sono state molta gente anche contenta perché ha detto che finalmente i merci per esempio, no? Ma hanno detto serve molto per la questione proprio di fare 3 km eccetera eccetera, no? Ma la provincia ci ha chiamato e ci ha detto alla fine, dopo 3 mesi e mezzo, il progetto esecutivo non c'è soldi per farlo, che ha la provincia. Che abbiamo dovuto fare? Dobbiamo fare questo di bilancio e metterci i nostri 65.000 euro di realizzazione. Paga il comune, lo fa il comune. Però ti sei scordato. Lo fa il comune, lo deve fare. Sembrava che ti sei scordato, senso unico, perché senso unico alternato lo metti in quei termini quando c'è la visibilità dall'altra parte. Io non c'ero. Ma dove? Là, a casa te. Come fai a fare senso unico alternato lì? Ma qual è il senso? Ma qual è il senso? È doppio senso. No, c'è un bel cartello che dice no, uno con diritto di precedenza. È doppio senso. A tutti, con tutti i cartelli a ma con la precedenza messa qui di sopra. Va bene, rispetto a quello in una strada che non sono stato è stata allargata. E allora, ora è a norma. È possibile? È a norma. È a norma secondo il codice della strada. Sì, ma sono d'accordo. Ma è a norma secondo il codice della strada dove mette un senso unico con diritto di... Ma non c'è il senso unico. No, un senso doppio senso. È norma. Quando uno ha una precedenza nel caso di sopra, va bene, si presuppone che quello di sotto ci possa dare la precedenza in concreto. E invece non gliela dà, perché diciamo dove comincia il cartello sotto, a dove quella non sono visibili, quindi uno come fa a sapere questa presunzione? È stato quanto possibile per alleviare sì, l'ho capito, no, siamo d'accordo. Siamo verso la mattina. Però lo vedo per È una miglioria comunque, anche se... sì, ma che succede che Ci vuole l'attenzione, ci sono cartelli, c'è la segnaletica, è stato fatto tutto a norma, c'è stata fatta una verifica a questo punto, perché è venuto il comandante dei vigili a fare il sopralluogo, hanno fatto tutto a norma secondo le leggi stradali. Se c'è il cartello che per quello non può andare, poi ci vale che logicamente è pericoloso. Però di sopra di tutto in realtà io volevo comunicare una precedenza preferita, c'è un cartello. Questa è un'opinione però, la tua. Come? Più di sotto invece è il senso unico alternato praticamente, dove la precedenza sta quello sopra che si... Come? Un segnale di sopra è un segnale di precedenza rispetto a quello di sopra, che è regolare quando c'è la visibilità. Cioè io vedo quello di sopra, ma lì non si vede, c'è un chilometro di sopra più, capito? Sento di quello. Voglio due errore, dai. La comunicazione comunque è che il comune dovrà pagare la strada provinciale perché non ha ne soldi. Quindi ora dobbiamo fare l'esproprio delle reti non acquistate. Il comune paga quella, paga le strade regionali, ormai paga quella. La lasciamo chiusa, la scelta è ora lasciamo un senso unico alternato. Non hai capito, io ho detto che va bene, però va male. Va male, certo, con 65.000 euro se faccio un'altra cosa del comune invece di spendere la provincia era meglio, però la condizione è questa, è di scegliere o lasciare quelle condizioni per 10 anni, che ne so, oppure fate. Io credo che è necessario non far fare la fila come stanno facendo ora, che per raggiungere il posto di lavoro ci vuole un'ora, mentre prima ci vogliono 3 minuti, perché la fila che viene da Maria basta vedere la mattina, no? Quindi a questo punto la scelta è... Però non è ammissibile che ci sia una cosa del genere, ormai. Forse poteva essere un tempo un vigile che nella mezz'ora fa aggiunto del sasso, guarda, appunto Ma per 10 anni, 20 anni, mettiamo un vigile per gli no, nel tempo sino a che non mettono a posto. Ma mette a posto, ce l'hanno già detto, mettere a posto, dobbiamo pagare perché già ne so. Quindi intanto ora l'amministrazione ha provveduto a Casa Fegna. Quindi,
paga quell'altro. La frana di via Roma Ne fa l'amministrazione di Bianca Stagnaio. la farà l'amministrazione comunale. Sì, Cioè faranno loro stessi. cioè la pagano loro, noi diamo soldi. Vediamo se troviamo una quota di compartecipazione, perché noi siamo arrivati a dire, noi si paga effettivamente il lavoro, almeno spese di progettazione per la lavoro. Guarda che quella è una strada provinciale, quella di dove c'è la frana, un'altra strada provinciale, come quella di Casalmeno. Sì. Così. Capito? Quindi fare la stessa tipo di operazione, mettete noi paghiamo e voi venite a collaborare. Ok, che approva